radio2pod.rai.it. Libera la radio. Radio 2. C'è una notizia sempre su Carlo d'Inghilterra. Attenzione, Carlo d'Inghilterra vuole che Camilla diventi regina e Camilla replica: ma falla te a regina, io faccio il re. Ma ti rendi conto? Piano Veltroni per i Rom, una notizia di oggi. I Rom, sai chi sono i Rom? Ecco, i Rom, lasciamo i nomadi fuori dal raccordo. Il leader dei nomadi replica: io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Che è successo? Brutte notizie? No, sì, una dichiarazione di Minoli vera oggi su tutti i giornali. Su questa Mediaset compra Endemol, Minoli dichiara: per la Rai, l'ha detto lui, sarà un cavallo di Troia. Il presidente della Rai replica, quindi rispetto al solito c'è in più un cavallo, insomma. Non c'è niente di... Attenzione, dopo le nostre esternazioni sul fatto che Endemol fosse stata acquistata da Mediaset, come dice Mike, Pier Silvio Berlusconi dichiara che l'acquisto di Endemol non influirà sulle decisioni nei programmi in Rai, almeno questo, tranne il titolo della trasmissione di Fazio, che diventerà Ok, il tempo è giusto. Antonello Venditti. Salve Antonello. Fantastico. Ma stavi sentendo la radio? Come no? Quindi hai sentito anche di Su di Noi? Purtroppo. Senti che voce. Senti, riesci a imitare Pupo? Senti, No, allora, questa è una prova no, tu potresti però riservata. potresti vendittizzare Su di Noi di Pupo. Se lui la rallenta un po', Innanzitutto, già devo beccare la la tonalità. ora la becchiamo. Su di noi ci avresti scommesso tu. Su di noi mi vendi un sorriso tu. Se lo vuoi cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Beh, adesso vado su di noi, su di noi, su di noi. Ammazza, siamo fuori. Pupo, ovviamente, salutiamo Pupo. Se ci sta ascoltando, diciamo che gli vogliamo bene, certo. veramente. Figurati se gli volevamo male. No, Che gli vogliamo bene. ci mancherebbe. bene. C'è- Poi c'è- giocatore come Sì, lo te, so, lo ma so. vi Guarda che vedete c'è- mai la sera? No, ma una volta qui ha fatto una Giocate a partita, calcio. l'ho legnato. Ah sì, a a chi? poker, sì. Ecco. Ah, proprio a Telesina. Testa Teresina lo mandai a rubare. Senti come parla da giocatore, lo mandai a rubare. È arrivata una telefonata a sorpresa, pronto? Pronto? Chi è? Sono Enzo Chinazzi. Ma non ci credo. Allora, io sto tranquillamente guidando in autostrada e sento, a parte Su di Noi, per complimenti Venditti per Su di Noi, ma sento delle discherate di Baldini pazzesche. No, Perché che ha detto? quando eri qui al tavolo sulle carte. perdesti. Ma quando mi hai mai visto tu a carta? In diretta, quando facemmo la mano ti mandai a Era casa. un mazzetto dove c'era anche il direttore di Rai 2 per vi ho fatto vincere per finta, ma Sì, ma per state finta, scherzando? sì. Hai capito? Hai capito? Lui non telefona per la No, canzone. no, non ne frega nulla. Ma non ci posso credere. Sì, ha telefonato per le carte. Senti, facciamo un applauso a Pupo, dai, che ci ha chiamato al volo con la sua allegria. Ciao ragazzi! Ciao Pupo! Ciao! Quanto parla Pupo, hai visto? Fantastico. Oh, abbiamo notizie, prima pagina di Repubblica, ragazzi, pensioni. Scontro nel governo, l'opposizione dichiara: non tocchiamo la legge Maroni. Gli operai replicano: toccare Maroni è l'unica cosa che possiamo fare per sperare nelle pensioni. Va bene.
Baldini, Ho c'è una capito. notizia, Sì? una notizia che è arrivata adesso. Sentiamo. In questo momento è sul principe Harry, con la H. Non andrà più in Iraq, sapete, no? Ha fatto tanto il figo, vado in Iraq. Sì, poi ha visto chi non c'è. ci va più il padre Carlo Sì. d'Inghilterra, quindi dichiara è pericoloso, nel deserto si suda e poi con l'aria condizionata del carro armato può prendere un raffreddore. Certo, quindi... per quello. no, non ci va, non ci va. no? C'è una notizia sul Giro d'Italia. Qual è? Prima della tappa di oggi la moglie di Bettini, sentendo quella roba lì, gli ha chiesto di fare l'amore, e lui gli ha risposto no, oggi non posso, ho il ciclo. Che ridere, ragazzi. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, Mike, buongiorno. Pubblico, sta salutando il pubblico in visibilio. Ci sono donne che si stanno spogliando addirittura. Mike, quello è il tuo posto? Eccolo qua! Amici milanesi, amici di Fiorello E di Baldini. Allegria! Amici di Fiorello non è male. Amici naturalmente anche dei suoi fantastici autori, a E partire lui? da Baldini, come si chiama? Sì, Baldini, Baldini, ha detto Marco. bene. L'ho azzeccato Allora, stavolta. Hai detto azzeccato. bene, Mike. Senti, ti ho portato un paio di cavalli buoni. Ah sì? Beh, grazie. Cominciamo. As a matter of fact, parlavo inglese. Sì, sì, sì. ogni tanto. Allora, È il momento topico. è il momento topico. Sì. Il momento topico. Lui è fissato con Questa è lei. una registrazione. Sì, Sì, questa è la registrazione. Il momento topico, finalmente abbiamo sempre scherzato sulla sua pronuncia che è bellissima. Tra l'altro adesso scherzi a parte, Mike ha una bellissima pronuncia È nato in- americana. Allora, Mike, Sì. ci siamo, Vai. abbassiamo le luci. Enrico Cremonesi, signori, Giulio Cesare di Shakespeare. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often... Qui non è scritto bene, quindi non posso leggere. Saltiamo un po' di righe. Salta. Ok. Ma come si fa? Io ero già lì che vedevo le tuniche. Sì, tutto. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. The end. Signori, notate una cosa. Sì. Mike ha cazziato Shakespeare. Sì. Attenzione, la stampa, medicina sul giornale, questa è una notizia può servire, il crepacuore esiste, cioè già sono morto di crepacuore, il crepacuore esiste e uccide solo le donne. Platinetta e Luxuria dichiarano siamo salve per miracolo. E a proposito, allora, Oggi cosa c'è? no, c'è a Cannes una festa benefica, una donna bacia George Clooney per 350.000 euro. Silvio Orlando dichiara alla ragazza per 200 euro posso fare servizio completo. Scusa, no, ma c'è una notizia dalla Sicilia. Leoluca Orlando denuncia brogli, lo sai? Sì, è vero. E chiede il riconteggio dei pizzini. radio2pod.rai.it. E risentiremo per la gioia degli amanti di padre Georg Sì? un pezzo meraviglioso, quello delle lezioni private di judo. Vai, ok, Sentiamo. Ja, Che? Pronto? come sta? Ma forse Parla parla in giapponese. Sta ricevendo un diplomatico giapponese. Padre George, cosa fa, scusi? Stavo prendendo lezioni private di judo. Ma insomma, giuro, non le sembra un po' eccessivo questo ruolo che ricopre e specializzarsi nelle arti marziali? Comunque volevo dire alla signora che voi avete in prima Sì? fila, fatti i fatti tuoi. Ah, ecco. Giustamente, perché non si può svelare così dove un alto prelato va a giocare, ha ragione. Dicevo... allora? Ha ragione.
senta... Veramente, la gente non sa farsi mai i mazzi suoi. Ecco. Mazzi, uso il nome di un prete per Don dire... Mazzi, certo, ha ragione. Senta, Allora, dicevo, non le sembra eccessivo l'arte marziale visto il ruolo che ricopre? Assolutamente no! Ne ha steso un altro. Tu lo sai che Sua Santità è cintura nera di karate? Ma non credo, dai. Terzo don. Ah, terzo don, no, dai. Senta, ma il Vangelo non diceva di porgere l'altra guancia? È vero. Mm. Allora, queste apvausi o si fanno Tutti o non si fanno. Ha ragione. Lui è tedesco, preciso. Padre Gheorghe. Dicevo, è vero, il Vangelo diceva di porgere l'altra guancia, Sì. ma non dice che non devi schivare con una mezza rovesciata rotante e colpire con un calcio allo Ma no. sternocleidomastoideo. Ma no. Ma non facciamo solo sport violenti, facciamo anche atletica. Ad esempio, quali discipline? Il santo è lungo. Poi facciamo il santo in alto, giustamente. ovviamente, e il santo colasta. E poi... E poi? E poi... Ce n'è un'altra? Sì, Ah. facciamo una gara. Facciamo una gara di potenza. Potenza? Sollevamento preti. Ho capito. Senta, Padre Gheorghe, ma lei non fa un po' troppa attività fisica? Diciamolo, Dobbiamo farla perché ci muoviamo sempre in macchina. Ah, e che macchina usate? voi? Ovviamente tu sai, una Fiat Voluntas Dei certo. con interno in porpora con congegni innovativi. Congegni innovativi. Innovativi. Ad esempio quali? Non lo posso dire, sono segreti. Uno, ce ne dica uno. Quando ad esempio cade qualche goccia di pioggia sul vetro anteriore, Sì. scatta automaticamente un meccanismo. Ah, vabbè, si azionano da soli i tergicristalli. No, smette di piovere. Ah, vabbè. Grazie. La scheda di Giorgio Terruzzi su Marco Baldini. Più che un DJ è una colonna sulla quale si appoggiano in tanti, dipende dai giorni, a cominciare da Fiorello, il suo handicap, per finire al Clando, nel senso della Liberatore, il suo cruccio. Marco Baldini è un portento, figlio di Ercole, indimenticato campione dell'italico ciclismo, fondatore con Marco Castoldi, detto Morgan, della casa editrice Baldini e Castoldi. Trova il tempo da anni di dedicarsi alla sua occupazione preferita, che può essere riassunta con due parole, queste: mettere su. La rebonza, il malloppo, il tinello, la roba dei bambini, insomma tutto quello che c'è e anche quello che non c'è. Che la sua carriera fosse una scommessa lo intuirono, del resto, molto presto, in famiglia, con sgomento e più tardi, in alcuni luoghi pubblici dove è divenuto rapidamente una celebrità. Saint Vincent, Sanremo, campione d'Italia, Monte Carlo, San Siro nel senso del trotto, Viale Palmanova nel senso dei dadi. Abbastanza per consentirgli una trionfale tournée a Las Vegas, dove c'è in giro qualcuno ancora adesso che lo aspetta a mano armata. Una tale frenetica carriera non gli ha impedito di coltivare il suo hobby preferito, sedersi dentro le radio per dire la sua, un'attività che lo ha reso celebre anche presso un pubblico non indebitato e che ha permesso al suo amico Fiorello di farsi notare come chiacchierone. I due fanno coppia da anni e la coppia non scoppia, piace addirittura. Baldini, incredulo e squattrinato, conta ora di scrivere un libro per narrare questo sodalizio, guadagnando abbastanza per puntare tutto sul nero, eliminando il rosso dal conto in banca. L'editore, come è noto, c'è già. Baldini e Castoldi, appunto, e di Morgan chi se ne frega. Titolo del libro: Stasera paga lui. Bravissimo. Queste le schede di Terruzzi sono dei piccoli capolavori che uno si deve tenere. Questa la voglio proprio. Certo. Ho capito. Sai che sai qual è il problema? Che quando parli così mi aliti in faccia. Sì, questo. Vabbè. Allora, diamogli gli indizi, dai. Euro 4, clacson, pistone, automobile. 127 e pomello. Dai. L'automobile? Sbagliato, ghigliottina, Come vai. sbagliato? Ha sbagliato. Muori. Ma era la parola giusta. No, la soluzione era IPU. Ma adesso voglio vedere i Pooh, come i Pooh? Erano IPU. Allora, me lo dimostri. Avanti. Allora, Euro 4. Quanti sono loro? 4. E allora? Vabbè. Claxon. Claxon che cosa? Claxon. Euro 4, poi il c'è. claxon che cosa fa? Suona. E i IPU che fanno? Ah, suonano. E giusto, allora? hai ragione. Ok. Poi, pistone.
pistone. Questo è difficile, è famoso per avere un bel pistone. Ah, ho capito, vabbè. Questo era difficile, lo riconosciamo. Vabbè, ok. Allora mi dica Pomello, scusimi. E 127 non vuole sapere? Ah, 127. L'età Sì. media dei componenti del gruppo. È giusto. E allora mi dica Pomello. È perché per fare quegli acuti a Robby Facchinetti gli strizzano i pomelli proprio. Grazie alla TV. Era difficile oggi, era difficile. Era molto difficile. Aspetti che chiedo. Dove sta il direttore? Fatti rispondere dall'uomo delle tremiti. L'ho visto prima che passava. Ah, ho capito. Forse è in bagno. Ti ripassa il calabrese ora, per favore. Eccolo qua. Deve essere in bagno. Senta, sì. senta, ma che per caso c'è quell'amico suo siciliano che si chiamava Enfisema? Aspetti. Adesso deve farlo, deve pensarci. Pronto. Ecco. Voi vi state comportando male. Avete capito? Aspetta, ora Questo è l'aerosol. si fa l'aerosol. Avete pagato la protezione? Sì, protezione, sì. L'abbiamo pagato. Senti, ma lei quando c'è nel Family Day con la sua famiglia è uscito? C'era tutta la famiglia, sì. Bene. Eravamo tutti insieme. Ecco, ogni tanto se lo spruzza. Adesso non si preoccupi che arriva il direttore. Glielo passo. Ecco, pronto? Ecco. Si mette la cuffia. Pronto? Pronto? Direttore, buongiorno. Come Quante sta? persone ci sono lì? È un attimo perché ho una cuffia staccata. C'è un via vai lì oggi. Sì, non sento niente, nulla. Ecco. Ha praticamente tolto i Pronto? lobi delle orecchie. Eccomi a qua. enfisema. Sì. Siamo noi della televisione Calabria, Tele Calabria 2. Due, perché avete due canali? Come? Avete due canali? No, siamo in due. Ah, Che è devo per fare? questo, Fino a sì. qualche anno fa eravamo Tele Calabria 1. Cos'è? Sono le 3. E questo cos'è? I minuti. Ah, ho capito. Vabbè. Allora, siamo orgogliosi Sì. di presentarvi una bella novità, Oh. un programma che si chiama Sì. Al posto tuo. Ma no, è un programma di Rai 2, lo facevano fino all'anno scorso, dai. Ma ti sei chiesto per caso perché non lo fanno più? No, perché? Perché il format era nostro. Ah, ho capito. Ci siamo rivolti ai legali noi. Sì, è lo nostro, Ai legali, agli avvocati? No, ai legali. Cioè? Li abbiamo legati ai binari del treno e gli abbiamo detto o smettete di fare il programma o vi lasciamo qua. Ho capito. Hai capito? E come lo fate al posto tuo? Semplice, prendiamo ammazzate uno, lo chiudiamo in un sacco, poi prendiamo il suo posto, andiamo a casa sua, guidiamo la macchina, dormiamo nel suo letto e ci facciamo la moglie. Ah, perfetto, bello. È una cosa semplice, non è che... Non ci vuole molto. No, facili. Senta, Poi ha un sacco di ascolto. Sì, Sì, immagino. certo. Anche oggi fate la ghigliottina? Ma che fa scherzando? Quello è il certo. nostro programma di maggiore ascolto. Proprio fate dei picchi. Ma anche voi siete stati acquistati da Endemol? Purtroppo no, ancora no. Ancora Ma siamo in vendita, se volessi. C'è acquistato la Cirio. Sta zitto tu, Bergamasco sì ora, Calabria, ricordati. Ci ha acquistato la Cirio. Ah, la Cirio, vabbè. Chi è che ci ha acquistato? La Cirio. La Cirio, i La pelati. Cirio. Chissà perché gli hai balenato Cirio in testa. E vabbè, l'ha detto, lui quello che gli passa lo dice, dice. anche se non fa ridere, che devo fare? Allora, da dove arriva il concorrente? Il primo concorrente arriva da Bagnocavallo. Ah, sì. Come si chiama? Buongiorno. Figurati. Di cosa si occupa lei? Sono un'agenzia ippica. Ma come si chiama? Come si chiama? Marco! Ma guarda il caso, Gli do gli indizi. E mettila di cavalcare, fermo! Gli do gli indizi, lei dovrà indovinare la parola misteriosa. Sentiamo Gli gli indizi indizi. sono Remo, mare, luna rossa, Vabbè, dai. l'albero maestro e tangone. Che è quella sbarra che va dall'albero fino alla prua, sì, è la barca. Non lo so io. È Che la qual è barca. il nome? Qual è? Sala da ballo! Il cretino ha sentito tanto. La sala da ballo ce l'hai a posto del cervello, secondo me, in testa. Leva sto piede. Allora, sei pronto? Metto la testa qua dentro. Sì. Fa il cesto. C'è già. Mettetelo sotto. Perfetto, via. Ecco. Questo ce lo siamo levati dalle falle. Avanti. Arrivederci, Andiamo avanti. Abbiamo un altro concorrente Da dove arriva? da Chiesa Nuova, in provincia di Torino. Chiesa Nuova. Sì, conosce? Sì.
Sì, so dov'è. Eccolo qua, è arrivato. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, io mi chiamo Pino. Che cosa fa di mestiere? Non mi dite il prete che l'ammazza. No, il prete no, Dai. Io faccio il chirichetto, il sacrestano. Allora, qual è il piatto tipico di Chiesa Nuova? Strozzo. Gli strozzapreti. Me l'ha suggerito. Vabbè. Forza. No. Mi ha sorpreso, lo sai? Allora, ecco i 5 indizi. Remo, mare, luna rossa, albero maestro e tangone. Marca bene. Che cos'è? Che cos'è, cretino? Qua, che cos'è? Barcavela. Mi dispiace. Ma come? Ha sbagliato. Sorrida. Ma no. Metta la testa qua. Perché l'avete ghigliottinato? È giusto. No, ma qual è giusto? E qual era la parola? Come qual era? Qual era? Se non era... Orietta Berti. Orietta Berti. Glielo dimostra, avanti, forse. Sentiamo, dai. Allora, Remo. Orietta Berti quante volte ha fatto Sanremo? Un sacco di volte. Vai. Poi, mare. Orietta Berti c'ha un mare di soldi, lo sanno Vabbè. tutti. Luna rossa. Perché oggi Orietta Berti a luna è andata dal parrucchiere a farsi rossa. Vabbè, albero maestro. Allora, l'albero maestro che cos'è? Non è un palo? È un palo, sì. Orietta Berti ha un passato di ballerina di lap dance. Boh. Era difficile questo, eh? E tangone? E tangone è un indumento intimo sexy di Orietta Berti. Grazie, va Hai bene. capito? Certo, hanno sempre ragione loro. C'è niente da fare. Va bene. Salve uomo delle tremiti. Salve. La voce è sempre così, È sempre così. Ha provato con dei gargarismi? Beh, che cosa faccio? I gargarismi non so neanche cosa sono. Ah, vabbè, lascia fare. un lascia fare. cretino, proprio. Ha passato bene questi giorni alle tremiti? Sì. Cosa ha fatto per ingannare il tempo? Beh, ho fatto un po' di cruciverba. Ho preso il Senti, sole. come si chiama di nome? Perché Esatto. l'altra volta l'ha detto, vediamo se se lo C'ho ricorda. tanti nomi, sa. Ne dica uno. Mi chiamo... Non si ricorda, l'ha detto una volta. Sigismondo. No, non era non era quello. quello. E che nome Era ho detto? Gesualdo. Gesualdo. Vedi. Ma come mai si chiama così? Che nome strano. Perché faccio bufalino di cognome. Ah, Buffalino. certo. Certo. Senti, c'è il direttore lì, no? Sei il direttore? Aspetti. Direttore. Lo so, ci sta trapanando. Vai, perché sono alla fine. Che Eccolo. stai facendo, cretino? Eccolo là, è arrivato il Che direttore. compare, pronto? Pronto direttore, buongiorno. Chi è? Radio 2, viva Radio 2. Scusate un attimo. Sì. Sono le 3. Ah, il segnale orario questo. Allora, sì. siamo pronti? Cominciamo bene, sì. Beh. Che? E 6 minuti. Ah, ecco, ho capito, va bene. È giusto. Partiamo benissimo. Allora, così, sì. senti, Mike Buongiorno è un amico vostro, no? Sì, perché lo vuole conoscere? No. Mm. No, dico, sappiate che ci ha rubato un programma. Non mi risulta che... Sì, te lo dico io. E quale sarebbe? Il migliore. Il migliore? Noi lo facciamo dal 76, però è ancora meglio del suo. Perché? Si intitola Il più migliore. Ah, ho capito. Senti, quali sono le categorie? Perché Mike ha le categorie che concorrono. Noi abbiamo posteggiatori abusivi, falsi dentisti, topi d'appartamento e tombaroli. Ah, ho capito. Questa puntata è una... L'uomo delle tremiti è andato avanti nel testo. Sì, già sta ridendo prima. Lo so. È una puntata dei superdotati. Ah, la puntata dei suoi. Chi c'è come... Parteciperanno Rocco, detto il Melanzana. Poi? Non rida uomo delle tremiti. Antonio, Sì? detto il Trapano di Crotone. Questo è volgare. E Giovanni, Detto? Caporizzuto. È una località, Una puntatona, immagino. Sì. Senta, ma oggi c'è la ghigliottina? Beh, certo. Ah, bene, perfetto. Vuoi che lo facciamo? Certo che lo dovete Allora, fare. benissimo, abbiamo il primo concorrente che arriva dalla provincia di Cosenza, proprio qua, Sì. da Lago Negro. Siamo sicuri che Lago Negro è provincia di Cosenza? Sì, e c'ho la casa lì vicino. Siamo Io. sicuri che Lago Negro è in provincia di Cosenza? Sì, dovrebbe. Siete No? sicuri No? che Lago Negro è in provincia di Cosenza? Io non sono sicuro. Non lo so. Sei un cretino. Perché Baldino. sono io l'unico responsabile. Sì, sei Di tu. dov'è? Potenza. Potenza, ma è attaccata, dai. Ok. Lago Negro in provincia di Potenza. Ok. Allora, come si chiama lei, il concorrente di Lago Negro in provincia di Potenza? Mi chiamo Giovanni. Fa la voce da negro. Sarà scemo. Cosa fa di lavoro?
Faccio l'assicuratore. Vuole la polizia a casco? Un forte incendio? Vuole? Mi faccio un sconto? Io veramente non ho parole. Nemmeno io ho parole. Non ho parole. Vabbè. Allora eccoci. Sta zitto, sta zitto. Lago Negro gli viene di fare Punta I Kinte. 5 indizi Sì. faceva Punta Kinte. Esatto, che gli vuoi fare? I 5 indizi, lei dovrà indovinare una parola misteriosa. Soprattutto. Topino. Topino, sì. Topini, Topini, ok. Scarpetta. Vabbè, dai, Zucca, facile. Principe Dai. e ballo. Cenerentola, dai, facile. Ma lei Carlo Fracci. Scemo. Metta la testa qua dentro. Ha detto Carla Fracci. Questo dentro il cervello c'è una piroetta proprio. Poi c'è la testa, Sì. sorridi. La ghigliottina. E questa ce lo siamo levati dalle mani. Subito, ecco. Facciamo il secondo concorrente, arriva dalla provincia di Latina, esattamente da Terracina. Sì. Io già immagino. Anch'io Vabbè, lascia Se stare. Lago Negro era così. Come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Aldo. Quali sono i suoi passatempi? Beh, faccio un po' di tutto, faccio un po' di giardinaggio, mi piace molto guardare la televisione. È romanesco ma con la L al posto della R. Pensa sì, te che mente perversa. Allora gli faccio gli indizi, gli dico, Topini, Cina. Topini, Scarpetta, Zucca, Principe e ballo. Cenerentola. Cenerentola. No, Oh, mi come spiace, no? ha sbagliato. Ma come ha sbagliato? Ha sbagliato! Vai, prima vada e poi me ne dice perché. Ha sbagliato, ha sbagliato. No. Metta la testa qua dentro. Ma perché? Sai che gliela taglierei veramente? Sì, anch'io, perché. Vai. Scusi, adesso me lo può dire, qual era la parola? Angelo Branduardi. Scusi, ma me la Allora, spiega? Perché non ci chiede. Topini. Non se la ricorda la canzone La fiera dell'Est per 2 soldi, un topino mio padre comprò. Vabbè, Scarpetta? E oggi a pranzo, proprio oggi alle 12:30, Angelo Branduardi ha fatto la scarpetta col pane. Era difficile, Vabbè. però era così. Zucca? La testa di Branduardi l'ha vista. Vabbè, ok. Principe? Perché quando Branduardi viene in Calabria alloggia all'hotel Principe di Cropani. Ma pensa a te. Allora mi devi dire ballo? Perché dopo 10 minuti che lo ascolti mi vengono 2 balli così. Ok, grazie. Alla TV calabrese hanno sempre ragione loro. Che ci vuoi fare? Hanno sempre ragione loro. Vabbè. Tremiti? Aspetta. Eccolo. Pronto? Eccolo, l'uomo delle Tremiti. Così. Come Uomo sta? delle Tremiti. Uomo delle... Come vuole che stia? Bene, no, bene. Senta, vogliamo ricordare il suo nome? Gesualdo. Se lo ricorda oggi se lo ricorda. E di cognome? Sono segnato. Ma quanti anni ha lei? E di cognome? Bufalino. Bufalino. Sì. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha? Ce ne ho 76. È per questo che parla così allora. Sì, perché Non è sono perché viene dalle Tremiti. Conosce Luca Barbarossa? Sì, lo conosco, l'imperatore. Doveva dire la minchiata. Questa è la minchiata l'abbiamo già fatta. Ma l'ha detto anche lei prima. Appunto, allora perché la deve rivedere? 2 volte, se la minchiata una volta. Io non riesco a capire. Guarda come ridi. Sì, se la ride. Se la ridi, ma che ti ridi? Scusa. Senta, guardi, io sono un po' stanco. Lei è Posso anziano. chiamare il Lo so direttore? che perché lei non sa più dove andare a parare. Esatto. No, guardi, io posso fare anche una chiacchierata lunga con Ma lei. sai che sembra Fracchia delle volte? Sì, delle volte sì. Un incrocio fra Prodi, Sì, Fracchia. perché sono un po' sfigato. Ho capito. Sì. Adesso arriverà il direttore. Adesso arriva, quando ci avrà Sarebbe voglia. anche ora. Quando ci avrà voglia si alzerà e verrà là. da lei. Ma sì, adesso dai. voglia non ne ho, devi morire là. Lei Vabbè, allora parlo io, deve guardi. intrattenere. Faccio questo Certo. Ci racconti io qualcosa. Non vengo. Allora ti racconto di quando... Pronto, credimi che stai facendo? Poi arrivo là, capito? Sì. Siamo qua noi dalla televisione calabrese. Allora, ci volete dire qualche cosa, ragazzi? Esatto. Oh, forza, qui è che parlava dopo. Sono Fiore. Sì. Sei un cretino. Grazie. Pronto? Sì? Chi è? La radio ha parlato con Fiore, scusi, chi vuole che sia? Cretino, chi è? La radio. Il Vaticano? Il Vaticano? Un attimo, Sì. Che è sta roba? Niente, è una minchiata di lolli. Ah. Sono quasi le 3, ero il segnato orario. Ho capito, vabbè. Scusi, i minuti non ci sono? No. Perché? Abbiamo finito le cartucce. Ho capito. Non ce ne sono. Ma questi spari non saranno un po' violenti?
Ecco, era questo che doveva andare prima. Ah, capito? sì, ho capito. Dicevi? Dicevo, questi spari non saranno violenti? E che vuol dire, scusa, tutti sono capaci di farlo segnale orario, normale, coi campanelli. Noi seguiamo gli schemi, siamo una TV di rottura. Di rottura, cioè? C'è una televisione di rottura, no? Sai chi è? Che se non ci guardate vi spacchiamo le gambe. Ah, ho questo capito, è. ecco. Allora, oggi facciamo una prima puntata di Chi l'ha vista e non dite che lo fanno già perché un formato è nostro. Vabbè. Chi è questo? Non lo so, Vabbè. è uno che è qua vicino a me, a questo punto non Vabbè, so più. allora spiegateci come lo fate, chi l'ha visto? È semplice, ci occupiamo di casi di gente scomparsa. Vabbè, è come il format di Rai 3, è uguale. Ma poi facciamo la trasmissione e chiediamo al pubblico in sala chi l'ha visto? Se qualcuno si alza e risponde io, lo prendiamo a palate. Ah, scusi, ma perché? Perché se ci dice dove è la persona scomparsa finisce la trasmissione, no? Certo, giustamente. E allora, forza, noi facciamo TV, mica cerchiamo la gente. Certo, hai ragione. Oh, ma chi sei tu? Io sono direttore del palinsesto. Ah, non ti avevo Bergamasco. riconosciuto No. perché Bergamasco, vabbè. sei pezzato oggi. Sei pezzato. Vabbè, Sono fate... pensato. Sì, Fa parlare. ricordati che è una televisione calabrese. Esatto, E sì. sì. Mi parli in bergamasco. Sei pronto? Sì. Siamo pronti, stiamo facendo la ghigliottina. Va bene, Faccio va bene. entrare il primo concorrente? Dove arriva? Da Limone Piemonte. A Limone. Buongiorno. Come si chiama? Buongiorno. Come si chiami? Un cretino. Gino. Che mestiere fa? Faccio petroliere. Che fa? Petroliere. Petroliere. Sì, non Biascica, si perché capisce. Limone. Capito. Biasci, Allora, è pronto, le leggerò gli indizi, lei deve indovinare la parola misteriosa. Sentiamo. Parigi, aroma, essenza, È un profumo. naso e sandalo. Facile, dai. Un ciabattino, Ma che... un cretino preciso, vieni qua, metti la testa qua dentro, ha sbagliato, metti la testa qua, Ciabattino. fai cascare la lama. Via. Ha Fuori detto il uno. ciabattino, ma sarà scemo. Non fate rotolare quella testa, è che? Tenetela ferma. Oh. Vabbè. Avanti, abbiamo un altro concorrente. Sì. Allora arriva dalla provincia di Treviso e precisamente da Cessalto. C'è salto. Allora, pronto? Come si chiama lei? Mi chiamo Paolo, scusi, Fermo. Ma no, dai. Come passa il tempo libero lei? Io passo seduto molto spesso, se mi siedo. Leggo il giornale. Una banalità fatta a Sì, persona. proprio. guarda. Per C'è- quale materia si presenta? Che c'entra la materia, scusi? Così, Mi presento per la si dice, ma tanto non c'entra niente la materia. Vabbè, ok, si dice, vabbè. Allora, è pronto? Le do gli indizi. Parigi, aroma, senza, naso e È sandalo. profumo, dai. Beh, se profumo no. No, mi Ma dispiace, come no? purtroppo non hai indovinato. Capita, succede. Via, fai rotolare. Scusi, sta te. io non Che c'è? vorrei, cioè, non vorrei intromettermi, ma mi sembrava giusta profumo. Qual era la parola secondo No, lei? era Paris Hilton. Ma come Paris? Ignorante. Vabbè. E Sì. se vuole glielo dimostro. Vabbè, allora, sentiamo, allora, Parigi? La vabbè. Hilton come si chiama? Paris, Quindi, sì, Paris. Vabbè, a Roma? È perché Hilton viene sempre a Roma a girare pubblicità. Ho capito. Vabbè. Essenza? È perché è senza reggiseno. Ho sì. capito. Sì. Naso? Lì non glielo vorrei spiegare. perché, insomma, Ho capito. capiamoci da solo. Senta, ma ora mi deve dire sandalo. Guardi, dovevamo scegliere tra sandalo, ciabatte e zoccolo, abbiamo scelto sandalo. Va bene. È capitato il sandalo, va bene. Non mi rompa. Ok, forza. Bene. Pronto? Siamo noi della TV calabrese che da oggi diventa pure a radio. La radio, bello, e com'è? Niente, è come la televisione, ma senti solo la voce. Ah, ho capito. Ho capito. Quindi se tu sei davanti alla televisione e vuoi sentire la radio, non devi schiacciare nessun pulsante. Cioè? Basta chiudere gli occhi, finita. È la radio del futuro, i primi siamo stati noi. Bella perché roba, tutti gli altri complimenti. devono commutare. Avete sì. altre novità? Devono commutare. A commutare. Da noi non si commuta niente, non si commuta niente. Basta. Niente si commuta. Ah, dici? Questo Poi, era il direttore dei palinsesti. Era. L'ho mazzolato. Gli ho detto che tu ci voglio sentire la radio. Chiudi gli occhi e giochi E senti a la radio. radio. Cosa ci vuole? Avanti, Beh, pronto? Avete altre novità? Non lo so, glielo chiedo al direttore dei palinsesti. Direttore, Mi dica. Bergamasco. che direttore, che palinsesti nuovi abbiamo sul programma? Adesso abbiamo un programma nuovo.
Un programma nuovo? Sì, certo. Come si chiama? Si chiama La prova del cuoco. Esatto, la prova del cuoco. Non vorrei spegnere il vostro entusiasmo, ma lo fanno già su Rai 1. Bastardi! Ladri! Figli di puttana! Ma ti non l'avvocato lì che lo tu, ciao! Fracco di legnate! Non badirate. Devi parlare. Dicevo- Ma chi veramente? Sì, Sono quelli della Endemol? non lo sì, la prova del cuoco è Endemol. Ah, Mi dispiace. capito. Ladri! Ladrissimi! Lo facevate proprio. voi questa cosa? No, lo facciamo da anni, lo facciamo. Ah, bene. Allora, pensa che noi questo format Sì? si chiama, questo lo facciamo da quando i format si chiamavano formati con la I. E Adesso- questo era il primo programma che facevamo noi quando non avevamo manchi i soldi per mangiare. E come funziona la vostra prova del cuoco? Si entra in un ristorante, mangiamo a più non posso e prima del conto si dice al cuoco: cuoco, prova a prenderci se ti riesci. E si scappa. Bello sto format. Ti piace? Senta, anche oggi immagino avrete la ghigliottina. La ghigliottina c'è? C'è. Meno male. Che c'è? Avete le due motocicliste femmine oggi? Sì, sono qua. Anche mia moglie. È motociclista? Sì. Ah, Ci bene. siamo fatti una cosa, una moto gli ho fatto che a posto delle due ruote alle due affettatrici Ah, dava sulla una davanti mortadella. Bene. e una dietro. Bene. Che minchia. Sì, è che ci deve fare, su loro sono così, no? Diglielo tu. Sì, è vero, c'ha una moto bellissima, con le affettatrici, è bella. Ripete le stesse cose, non inventa niente. Certo, cioè, neanche scusa, cosa devo fare? Niente. Dicevo, anche oggi avete la ghigliottina, meglio. Certamente, Ecco. è il nostro programma di punto. Siamo pronti? Possiamo farlo? Beh, prego, accomodate. Grazie. Prego. Allora abbiamo il primo concorrente. Scusate, abbiamo il primo concorrente che viene da Brindisi. Eccolo qua, pronto? Ciao, mi chiamo Antonio, sono dei Brindisi. Ah, come si chiama? Io mi chiamo Antonio, sto te. E che mestiere fa? C'ho un'azienda di catering, guarda. Un'azienda di? Di catering. Non capisco purtroppo. Catering! Non si capisce, non so che vuol dire. Catering, già faccio i ricevimenti. E allora di ricevimenti, perché c'è vuol dire catering? E per gli sposi, Brindisi. Perché è di Brindisi. È di Brindisi. Certo. Le do i 5 indizi misteriosi che lei deve indovinare, pronto? Allora, sentiamo gli indizi. Voglio fare un brindisi, come detto che fai il compleanno, Cosa vuoi che faccio? No, niente. Lo ghigliottino subito? No, senza... no. Ok. Sentiamo allora, le prima parole gli indizi. sono Sole, cavallone, bagnino, canotto e sdraio. spiaggia, facile. Ombrellone. No, c'è pure qua il Sei un bagnino, cretino. Lei c'ha i neuroni che brindano. Mi faccia la cortesia, mi smetta la testa qua dentro, dentro questo buco, infili, sorrida, mi portate il canestro, vai, È partita la ghigliottina. Oh, e questo l'abbiamo fatto. Bene. Abbiamo un altro concorrente, qua i concorrenti vanno come i prune. Lo vedo. Da dove arriva questo? Da dove arriva? Non lo so, mo vediamo, glielo chiedo. Sì. Ah, eccolo qua, c'ho la cartelletta qua. Ecco, il primo concorrente arriva dalla provincia di Frosinone ed esattamente da Colfelice. Colfelice. Buongiorno. buongiorno, guarda che bella giornata. Che sole che splende. Come si chiama, cretino? Mi chiamo Gesualdo. Gesualdo. Sì, ma quali guarda sono che i bello. suoi passatempi? I miei passatempi, guarda, mi piace passeggiare per la campagna, raccogliere le ortiche, capito? Guardare le farfalle, guarda che bella giornata. Sono proprio contento oggi, guarda. Un cretino. Le do i 5 indizi. Sentiamo. Sole, cavallone, bagnino, canotto e sdraio. Alla spiaggia! Cretino totale. Non era la spiaggia, metta la testa qua. Ma come? Gli ho ordinato pure questo. Ma scusi, ma era giusto. Ma quale giusto? È sbagliato. E allora qual è la parola misteriosa? Alba Parietti. Alba Parietti. Perché? Vediamo, allora me lo dimostri. Sole. Come si chiama Parietti? Alba. Che cosa sorge all'alba? È vero. E allora? Cavallone. La Parietti è una bella cavallone, no? Vabbè, sì. Bagnino. Bagnino. Una volta è stata fidanzata con un bagnino. Vabbè, scusi, ma vabbè, ok. Canotto. E che te lo dica a fare? Te lo devo dire?
Te lo devo dire? No, vabbè, ho capito. L'hanno capito tutti. Sì. E sdraio? E io la parietta la sdraierei volendo. Anche io. Grazie alla TV Calabrese. Eccola. Bene? Le ho già detto che ho dei problemi alla gola. Vabbè, ok, hai ragione. Cosa mi chiedo se Quindi sto non sta bene. no. Non sta bene. Allora faccia una cosa, intrattenga, dai. Che devo dire? Dai, lei è l'intrattenitore. Il direttore non arriva più. Ecco. Eccolo qua. Ogni volta che vieni a parlare qua mi trovo tutto sto microfono sputazzato. E che fai? Ma che cosa fai? Aspira Come troppo, aspira. Aspiri troppo, capisci? Devi dirlo casa. Non ce la fa. Niente, non ce la fa. Niente, non ce la fa. Siamo stati anche noi ieri a... Alla fiera del libro? No. No, non so. Che cos'è? È la fiera dove ci sono i libri, dove sono gli Che scrittori. sono i libri? I libri sono quelle cose con le pagine che si leggono. Ah, ho capito, i libri, hai capito che i fogli che si girano? Sì, quelli con i fogli. I giornali duri, non capisci? I giornali duri. I giornali duri. Interessante questa definizione. Oh, sei calabrese, ricordatelo Sì. sempre. Tu ogni tanto diventi toscano. Mi dà certe alità che mi spettinano, non sai. Allora, Pronto? buongiorno direttore. Chi è? È la Radio 2, voi siete la TV. Di servizio. Ah, TV di servizio? Sì. Perché TV di servizio? Abbiamo il cesso. Ah, certo. Allora... Non tutti ce l'hanno. Che è? Sono le 3, un segnale orario. Segnale orario, ho capito. Oggi presentiamo un nuovo programma. Come si chiama? 1 contro 100. Ma come? 1 contro 100 è lo show nuovo di Amadeus, dai, quello sul canale. Di chi è? Amadeus. Latino? No, non è latino, Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus. Che cosa fanno? Lo fanno sul canale 5. Ladri! Ladri! Sono ladri perché questo lo facciamo noi 1 contro 100. Sì. Sai da quando lo facciamo? No. 85. Dall'85. 85, Senta, c'erano ancora i Toc Toc che Ah, cantavano. Come funziona il vostro 1 contro 100? Come funziona? Sì. Allora ci facciamo dare i soldi da uno per fare un programma televisivo, no? Poi lo facciamo andare in uno studio dove ci sono 100 di noi con bastoni e gli diciamo: se rivuoi i tuoi soldi devi affrontare questi 100, se no te ne puoi andare. Ho capito. Vabbè. È semplice, no? Sì, certo. Oh, se ne vanno quasi sempre. Cioè, immagino. Certo. Il programma è offerto dalle agenzie di modelle di Giovanni Dalla e Carmelo Via. Ah. Ho capito. Lo capisci? Sì, lasciamo perdere. Vuoi Andiamo... sapere come si chiama l'agenzia o non Io lo dico? no, Giovanni perché... Dalla e Via. Ecco, bene, senta. Dalla via. Che c'è? Dalla via si È chiama. uguale, No? la stessa cosa. Senta, Fai passiamo caso, alla io ghigliottina. l'ho fatto apposta, ci mi hanno messo, capisci? Sì. Ecco. Che cosa vuoi? Dicevo, meglio fare la ghigliottina. Un attimo che c'è uno delle tremite qua. Ah. Buongiorno! Isole Tremiti. È una tristezza quando lo Sì, vedo proprio. perché mi tremolia tutto qua davanti. Sì, infatti. Leva la mano da qua. Possiamo giocare alla ghigliottina? Dai, prego. Ok. Abbiamo il nostro primo concorrente che arriva da Lecco. Buongiorno, come si chiama? Ciao, buongiorno, mi chiamo Andrea, ma sai che sei proprio bravo. Guarda, mi piaci veramente tanto, Sei tanto bravo, guarda, sei anche simpatico, Ma guarda, se mi fa un piacerone vederti, guarda, tu non hai idea. Mi pare a Benigni, mi pare. Piacere, guarda. Ma come parli? Ma sei proprio bravo. E metti dentro quella lingua, schifoso. Che sei il numero uno, Finiscila. ma sei proprio Fa il schifo, lascia la scia Ehi, proprio. come si chiama? Oh, peggio di Emilio Fede, sì, mettete qua. Allora ti do i 5 indizi. Gola, frutta, zucchero e lievito. Che cos'è? È la torta, dai, fai. È la Macedonia. Ma che Macedonia? Sarà scemo. Ma Sei quanto tu la si Macedonia, fa, sei guarda. onde ce l'hai a Macedonia? Ma io guarda. Qua, vicino all'ipofisi e all'ipotalamo. Qua ce l'hai, no? Ci rivedo, ce l'hai. Appoggia la testa qua, sorridi. ma Aspetta un attimo, mi portate il cesto? Piacere, Il cesto sotto, dov'è il cesto? Meno male. Meno male, quindi la lingua restavo viva, incredibile. Continua, Vabbè. Allora, ha sbagliato. Aveva sbagliato sì. purtroppo. Sì. Facciamo entrare il prossimo che arriva dalla Svizzera e più precisamente da Chiasso. Buongiorno! Maledetto a chi gli è venuta l'idea di dire che veniva da Chiasso, perché poi questo non lo fermi più, ecco, è un cretino totale, capito? E io sono con lui a 10 centimetri dopo che mi sono svegliato alle 5, porca miseria, c'è questo che mi urla nell'orecchio, voto dai!
Allora, come va? Bene, bene! Non gli facciamo domande, diretto a me. Che lavoro fa? Ora ce la voglio Che dire. lavoro fa? Faccio il vigile urbano! Dove lo fa il vigile urbano? A Chiasso! Allora gli do gli indizi e spero che sbagli. In modo che... Pensavo un suggeritore Allora, facesse. gola, frutta, zucchero e lievito, che cos'è? La torta! Hai azzeccato, dai. Sbagliato. Ma come sbagliato? Mi spiace. Vieni qua, bordellaro, metti la testa qua. Metti la testa qua, bordellarazzo, disgraziata. Mettilo dopo, vai. Un po' di silenzio. Ma era Io la giusto. Gloria, veramente non ce la faceva chiudere. Direttore, ma se non era la torta. No, era sbagliato. E qual è la parola? Allora? Riccardo Scamarcio. Ma come? Era Scamarcio. Vabbè, allora, Avanti, se lei mi dice gli indizi, io 1 a 1. Dai. allora, gola. Cocchi è fidanzato, Scamarcio. Ah già, con la golino. E quindi gola. È vero, va bene, ok. Frutta. Gli dicono sempre che è un fico. Zucchero. Questo è un po' difficile. Proprio oggi, stamattina, Scamarcio ha comprato il nuovo disco di zucchero all'autogrill. Ah, quindi... questa non si poteva sapere. Ma adesso mi devi dire il lievito? È perché io i film di Scamarcio li evito. Ah, quindi... cioè... Grazie. Ha capito? Arrivederci. Grazie, arrivederci. Sempre più difficile. Chiasso finita, eh? Mai più nella vita No, basta. facciamo uno che viene da Chiasso. Mai più nella vita. Mamma mia, ti Qua alle giuro. 5 qui. Attabagliata, appunto. rapaccia pipippo. No, è un disastro, è vero. Madonna mia, come urlava. Sì. Mamma mia. Non si poteva. E non sono capace di fare il Spinale calabrese. poi all'epoca. Senta, che c'è l'uomo delle Tremiti per caso? Aspetta che gliele passo. Sì, me lo passa. Buongiorno. Eccolo, buongiorno. Come sta? Delle Tremiti. Buongiorno uomo delle tre. Buongiorno a lei. Ha sentito Geppi? Sì, mi piace tanto. Quale canzone conosceva lei di Geppi? Io conoscevo più. E poi? E poi Pari tu Pari. E poi? E poi mi piaceva anche tanto quell'altra canzone di Venditti, quella della Roma. Non ci arriva, muore prima, che così. non ce la Non fa. ci arriva. Ma mi sta a pigliare No, da dai. giro. Sì, ma lei di nome come si chiama? Ci siamo mai chiesto. Chiamiamo l'uomo delle Tremiti, ma non sappiamo. Mi chiamo Gesualdo. Ah, Bello. E cognome? Bufalino. Non ci posso credere. Sono omonimo dello scrittore. Vorrei sapere come. No, va bene, dai. Non c'è niente da fare. Sentiamo se è arrivato il direttore, dai, che è meglio, il direttore della TV Ehi, Calabrese. Bufalino! Eccolo. Stai facendo qua? Allora, pronto? Pronto, Chi è che mi direttore? stava intrattenendo? L'uomo delle Tremiti ci sta. Ah, ho capito. Ah, sì. Va bene, siamo noi di Calabria SAT. SAT perché siete sul satellite. No, SAT vuol dire è un come si chiama? Un crostico? Sì, Acronimo? sì, vabbè. Acronimo. Acronimo. Vuol dire strombazziamo anche tua sorella. Ah, SAT. cominciamo bene, bello. Senti, che c'è? Che novità ci sono Quando? oggi? Perché? No, voi avete sempre novità, però. Quando e perché ci devi dire? Quando? Novità oggi? Sì. Non capisci. C'è abbiamo novità? Poi sapere se abbiamo novità. Calabria, sei da Calabria. Lo sta facendo toscano. sbagliato a Sì. Mi sono confuso. Ecco, ora sì che è calabrese. Ok. Senti, abbiamo un programma utile che si chiama Occhio alla spesa. Te pareva, dai, lo fanno già su Rai 1 la mattina, occhio alla spesa. Quando lo fanno? Su Rai 1. E chi se ne fotte, noi lo facciamo il pomeriggio. per cui- Vabbè, ok, vabbè. Senta, e com'è occhio alla spesa? È semplice, ci appostiamo col motorino fuori dalla Coop di Crotone e aspettiamo che esca una signora con la spesa, poi partiamo a razza e gli scippiamo la busta. Ma no, ma questo è un reato, scusi. No, noi siamo onesti, perché prima di scippare le buste la avvisiamo e gridiamo occhio alla spesa. Allora, Hai capito dov'è il programma? allora. Senta, vabbè, No, che non si dica. che poi voi, c'è la certo. ghigliottina. Oh, è arrivato l'antennista, ma ha sistemato la parabola. E ho sistemato sta parabola. Veneto? L'ho sistemata. Ecco. Perché tende al Veneto? Non capisco. Non si capisce, neanche noi lo capiamo.
Sono mesi che ci provo. A dirgli che si chiama sta gag televisione calabrese. Non lo capisco. Scusa! Ora fa un bergamasco. Il direttore di produzione, no? Era Sì, vogliamo cominciare con la ghigliottina? Vai, sentiamo. Allora, eccoci qua, facciamo entrare il primo concorrente che arriva dalla provincia di Milano e più precisamente da Erba. Eccolo qua, come si chiama? Ciao, buongiorno, mi chiamo Aldo. Cosa fa di lavoro? Io faccio... c'è un concessionario di automobili. Va bene, ecco i 5 indizi, lei dovrà indovinare la parola misteriosa, signore di Erba. È pronto? Sentiamoli. Marinaio, Olivia, cartone, pisellino e spinaci. Braccio di ferro. Fruttivendolo, no? Scusa. È un cretino, infatti. Tu c'hai un carciofo a posto del cervello. Va bene, appoggia la testa qua, hai sbagliato. Mi dispiace per te, saluta la testa. Saluta la testa. Ciao testa. E questo è andato. Allora, era pronto? Sì. Ci siamo? Sì. Abbiamo Lui un po' meno, ma Sì, abbiamo un altro concorrente. meno male. Arriva dalla provincia di Milano, anche questo. Dove? Rozzano. A Rozzano. Allora, come si chiama? Ciao, mi chiamo Paolo. Scusa, Oh, cretino. Rozzano, è in provincia di Milano. vabbè, testina, che te sto di scusa, aspetta un attimo, Provincia di Milano. Aspetta un attimo che c'è un calcolone qua che mi devo togliere, scusa, aspetta che te la appiccico qua. Ecco qua, guarda che bello. Milano. Rozzano, provincia di Milano. Vabbè, scusa, allora senti, adesso aspetta un attimo. Allora, quali sono i suoi passatempi, amico di Rozzano, provincia di Milano? Guarda, a me mi piace tanto mettermi le dita nelle orecchie, capito? Abbiamo capito, si sente anche dalla scena. Stai calmo. Allora, gli indizi sono marinaio, Olivia, cartone, pisellino e spinaci. Vabbè, scusa, il braccio di ferro, no? Oh, sbagliato, metti la testa qua, arrivederci. Ma purtroppo scusi, neanche oggi hanno indovinato. ma come no? Ma non era braccio di ferro? No. E qual era la parola? Cristiano Malgioglio. Ma così tanto ora non per non. Cioè, ma me lo dimostri, Cristiano cominciamo, Malgioglio. vai. Allora, marinaio. Marinaio, Malgioglio ha un amore in ogni porto. Vabbè, ok. Olivia. Ha una cugina di Ascoli che si chiama Olivia. Ah, ok, vabbè. Ok. Olivia Scolana. Certo. Poi Allora, andiamo. Cartone. perché quando lo vede alla TV do un cartone al televisore, quello si capisce. Pisellino. Insomma, ci siamo capiti. Vabbè, ok. Ma ora mi devi spiegare spinaci. Dovevamo scegliere fra carota, finocchio e spinaci. E abbiamo scelto spinaci. Meno E veloce. soprattutto meno toscano, che lei è calabrese. Lei è calabrese, lo sa, la televisione è calabrese. Lo so. E com'è la televisione? Ecco, adesso è meglio. Ora va meglio. Lei che mestiere, di cosa si occupa? Nella Io mi vita. occupo un po' di tutto. Adesso aspira, adesso è troppo calabrese. Adesso è troppo calabrese. Si occupa di tutto? Ma lei, Sono tutto fatto. lei è intrattenitore soprattutto. Certamente. Lo terrei lì Sì, per mezz'ora. sì, anch'io. Mezz'ora. Vedrei cose. Senta, il direttore dov'è? Il direttore è andato via. Ma aspira le T e le C, non anche le V. Eh. Non può aspirare anche la V, la aspira solo lei al mondo. Ma sentite però, l'intrattenitore ride come Cremonese. È vero, è uguale. Hai capito? È le coincidenze della vita, guarda. Sta tornando No, toscano. sì. Pisano sta Calabrese. tornando. Calabrese. Me ne prendete per il culo. No, no. Come, scusi? Mi state prendendo per i fontanni. Aspira la F, tutte le aspira. Non sa Vabbè, senti, fammi parlare, toscano, guarda. Perché mi sono anche stufato, Va bene, ora arriva E il non potete direttore. approfittare così, Adesso arriverà. Ha visto c'era Funari? Ho visto. L'ho anche sentito. Che domanda gli avrebbe fatto a Funari lei? Che domanda gli avrei fatto? Ma che ne so io? Mi faccia pensare un attimo, guarda. Da calabrese però. Da calabrese. Da Calabrese? Sì. Lasciamo perdere che tanto non esce fuori. Ma insomma, va sto direttore. Arriva, quando arriva? ora con calma. Ma io protesto con i sindacati, guarda. scusa. Io non so. Ma che devo fare? Guardi, mi sta prendendo veramente per i fondelli questo direttore. Sì, Eppure lei mi ha ecco, arriva il protetto. Che direttore. cosa hai detto, dottor Sud? Pronto? Sì, Sono il direttore. buongiorno. Che cosa ha fatto, Ci ha dottor intrattenuto, intrattenitore. È intrattenuto? Sì. È intrattenuto che è intrattenuto?
Sì, oddio. Che non c'è tenuto? Non c'è tenuto. È ritornato Calabrese ora. Allora, benvenuti alla televisione Calabre. Sì. Perché la nostra è la nuova TV satellitare. Bene, si può vedere in tutto il mondo. Fino a Cosenza. No, ma scusi, ma che satellite È è? un Allora? satellite calabrese, l'abbiamo piazzato sulla Sila. Ma è una bufala, scusa. Ma sai questa scusa quante parabole abbiamo venduto? Le fa mio cugino con i cofani delle smart rubate. Che dobbiamo fare? Ormai sono così. Certo. Mi scusi un momento. Ah, il solito segnale orario. No, c'era un sorcio che stava entrando. L'ho preso in pieno. Un altro topo? No, sono le 3. Ah, questo è il segnale orario. E lei non lo capisce, ha capito? Il segnale orario è offerto la pubblicità, dal fruttivendolo Franco Ruffino. Se ti piace la frutta, mangiala e perutta. No, questo è lo slogan. Beh. Da Franco Ruffino, anche il cetriolo è sopraffino. Bello questo slogan. Ti piace? E li penso tutti io. Ora c'è la nuova SOAP. SOAP? SOAP. Sì, come si chiama? SOAP. SOAP. Come si chiama? SOAP opera. È bergamasco adesso. Mi stai pestando il tubo. Scusa. Siamo a televisione calabrese. Ogni tanto se ne dimentica. Allora, c'è la nuova soap opera. Come si chiama? 100 vetrine. Ma la fanno già su Canale 5 da anni quella. Ladri! Ma come ladri? Loro sono. La nostra è una soap bellissima, vuoi sentire la trama? Sentiamola. Allora c'è un gruppo di persone che chiede dei finanziamenti ai negozianti della zona. Se non gli danno i soldi loro gli spaccano le vetrine a Sassari. Ah, eccola qua. Beh, scommetto che anche questa è stata una sua idea. Ah, certo. Certo. Ah, certo. Certo. Certo vuol dire certo. Oh, è arrivato l'antennista. Ah, l'antennista calabrese, Sì. Sentiamolo. Pronto? Ciao, salutali. Ciao, buongiorno, sono l'antennista. Veneto? Sì, perché sai Veneto, Venezia, nei canali. Ah, cose, certo, dunque sono più bravi. Lui è qui. Non ci avevo mica pensato a questa cosa. Avanti, stai zitto, cretino. Possiamo cominciare il nostro gioco? Non vedo l'ora di sentire i dialetti. La ghigliottina, vai con la sigla. Buongiorno. Buongiorno. Vedi chi è? Chi è? Sono il direttore. Allora perché mi dice buongiorno vabbè. come se fosse... Intanto ricordiamo che la ghigliottina Sì. è offerto da Fate l'amore con il sapore. Tanino Sapore riceve tutti i giorni a Copanello telefonare ore passe. Va bene, ok. Questo è lo sponsor della trasmissione. Hanno le vocali lunghe in Calabria. Allora, abbiamo il primo concorrente, viene da Termoli. Buongiorno, come si chiama? Ciao, mi chiamo Giovanni. Ma a Termoli non parlano così. Che lavoro fa, zitto? Cioè io allestisco le vetrine dei negozi. Perché l'ha sentito prima. Certo, ora. Allora, quali sono i suoi hobby? Paracadutista. A Termoli, lei fa il capo paracadutista a Termoli. Sì, c'è una famosissima scuola. Vabbè, pronto col gioco? Le do 5 indizi, indovini la parola misteriosa. Sentiamo qual è. Stai attento, Sentiamo. Albero, babbo, dicembre, È Natale. ren e puntale. Natale. La Befana. Ma che la È proprio uno scemunito che la scoccia. Lei è un cretino, Befana tua sorella sarà. Vieni qua, sta zitto, metti la testa qua, sorridere. Eccolo. Metti Non la lo- testa, sorridere. non lo faccia. Dici vai. E chi sei andato? È andato. Fate entrare un altro, levategli i ceppi. Allora, il prossimo concorrente viene da Gallipoli. Come si chiama lei? Buongiorno! Lo sapevo. Gli abbiamo teso il trabocchetto e lui ci è cascato. Come un pirla, no? Allora, senta, signore, dica come si chiama? Dica come si chiama? Pino! Pio, certo, Gallipoli. No, Pino! Ah, Pino, pensavo Sì, Pio. adesso sarebbe va stato- pure la battuta, va bene. magari. Detto Pino deficiente. Ora Che parla- lavoro fa lei, signore di Gallipoli, che si chiama Pino? Faccio l'allevatore. È sposato? Sì, Quanti figli ha? 5. Vabbè, facciamo il gioco. È pronto? Sì. La parola misteriosa, i 5 indizi. Albero, babbo, regalo, ren e puntale. Natale. No, Come ha no? sbagliato. Ma come no, scusi, ma Purtroppo perché? ha sbagliato. Venga qua, signor Gallipoli di Gallipoli. Pino, metta la come testa no? qua dentro, sorrida.
Mi faccio vedere, abbassi qui, giusto il dolce vita si è messo ora. Via! E questo è andato. Ma perché, scusi, era giusto Natale? No. Ma come no? E qual Era è? Albano. Come Albano? Cosa c'entra Albano, scusi? Glielo dimostro? vabbè. Albero. Perché? Cellino dov'è? Vicino a Albero Bello. Ah, quindi... vabbè, ok. Babbo? Babbo, se non è Babbo Albano, c'ha tutti i figli che c'ha. Vabbè. Dicembre, scusi. Ha fatto una canzone. Noi abbiamo l'imitatore di Albano qua in persona che vi canterà il 13 dicembre e Santa Lucia. No, risentiamo. Il 13 dicembre Santa Lucia. È l'imitatore di Albano questo. Ufficiale. Scusi, vabbè. Andiamo avanti, e dicembre va bene. Renna? Che ieri Albano, proprio ieri, si è comprato una giacca di renna. Ma in primavera. È difficile. In primavera una giacca di renna? Ma c'erano gli sconti a Cellino. Vabbè, ok, allora l'ultima, Puntale? Ma secondo voi? Tutti quei figli come li ha ho capito, vabbè, grazie. E allora, arrivederci, Mamma mia. Ricordiamo una cosa, che questo weekend esce il CD di Mr. Lui. Cosa ha detto? Esce il CD di Mr. È dell'intrattenitore lui. Sono il direttore della televisione calabrese. Buongiorno. Pronto? Sì, chi è? Un attimo. Che è? È un segnale orario. Ma perché oggi, scusi, perché oggi una mitragliata c'è? È per recuperare. Cosa? Io ho detto siamo in ritardo, hai capito? Segnale orario è offerto dalla ferramenta, la vita è una cosa meravigliosa. Che minchia. Allora volevamo dire che al signor Bonolis e Fabio Canino, ce la presente chi sono? Sì. Lo sai che fanno un programma? Sì, cosa fa un programma? Chi? Canino. Come si chiama? Vota Antonio. Che stanno litigando, che uno dice Sì. che l'ha fatto quell'altro. Bonolis dice che l'ha inventato lui. Ebbene, invece è nostro. Ma come vostro? L'abbiamo fatto nostro. L'abbiamo inventato noi, diglielo. Chi è L'abbiamo questo? inventato noi. Ti passo un attimo. Il direttore di Panorama. No, io sono l'autore. Fermo, ti passo. l'autore? No, lui è il responsabile dei format. Ah, ecco, sentiamo il responsabile Quando dei arrivano format. i Sentiamo che voce ha il È responsabile. dell'Umbria. Ah, è dell'Umbria, pronto? Sono il responsabile del format. Ma in Umbria parlano tutti così, è No, sicuro? io parlo così. Perché non sa l'umbro. Non è capace di fare l'umbro. Non è capace. Dicevo, come funziona il vostro voto Antonio? Funziona che se alle prossime elezioni comunali tu non voti Antonio, che è nemico nostro, ti rompiamo le corna, è semplice. È un reality, capisci? Fanno tanto di moda. Abbiamo lo sponsor. Sì. Si chiama Au dei toilet. È un profumo? No, è proprio l'acqua del cesso. Ho detto a lei, giustamente. Noi la mettiamo nella boccetta, traduciamo il nome francese e lo vendiamo per profumo. Va bene. Aspetta che c'è un altro spot. Sì, sentiamo. Antonio ha detto no al colesterolo, solo che il colesterolo insiste però. Ho capito. Che spot è? E finisce così. È finito qua, va bene, ok. Senti, Sì? pronto? Sì? Sono il direttore. Allora perché dice pronto come se fosse un altro? È che ogni tanto magari la linea può essere. Ho capito, sì. Allora noi ci dovete scusare, Sì. Dobbiamo fare la ghigliottina. La ghigliottina, come fa? Ricordiamo che la ghigliottina è offerto da Fate l'amore con il sapore. Giovanni Sapore riceve tutti i giorni a Copanello, telefonare ore basti perché mangia presto. Non mangia presto. Allora forza, aiutante. Sì. È sempre quella voce lì oggi. Cambia voce almeno, dobbiamo Veneto. TV calabrese. Possiamo dire che alla televisione siamo Non sono l'aiutante. Sta zitto, siamo io e te. Devi cambiare, accendi e cose, capisci? Vabbè. Buongiorno, entra il primo concorrente della ghigliottina. Da dove viene? Non lo so. Secco da Tomotossola. Perché sono tedeschi in Domodossola, Pirla. Ci sono vicini, però. Domodossola. Ma quando mai? Vabbè, concorrente viene da Domodossola. Buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Mafio. E che lavoro fa? Riparo le lavatrici. Per chi tifa? Io, per il Tomotossola. Dove gioca? Domodossola? Dove giochi? In Serie D. Non c'è più la serie. Di come? Tomotossola. Giustamente. Se no. Che minchia. Non c'era arrivata, così che l'ha fatta per questa battuta. Sì. L'ha fatta di suo così, non c'era arrivato. Certo, no. Passiamo al gioco, le do 5 indizi. Le do 5 indizi e lei deve indovinare la parola misteriosa. Stia attento. Sì, sto attento. Belare. Bellare. Gregge. Vabbè, è facile, dai. Posizione. Sì. Michele. Michele Pecora.
e Agnelli. È la pecora, cioè. Qual è un personaggio? Cerbiatto! È scemo. È un Sentiamo. cretino fatto a persona. Come ha detto? Cerbiatto. Cerbiatto. Ma tu l'hai mai visto mai un cerbiatto che si chiama Michele? Un cantante Michele Cerbiatto? Venga qua, metta la testa qua, sorrida, Sentiamo. dica cheese. Ecco. Fatto. Ma non è molto Avanti bella un'altra sta- concorrente, avanti forza, una- levategli la benda. Gli tagliano la testa. Allora il signore viene dalle isole Tremiti. Adesso voglio sentire. Sentiamo Isole Tremiti. Un attimo. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno. Il cretino trema. Isole Tremiti, giustamente, lui trema. Se venivi da Chiavari cosa succedeva? Che vuole fare? Che ci vuole fare? Questo abbiamo e questo ci teniamo. Va bene, Come dai. si chiama? Mi chiamo Rosario. E che lavoro fa? Faccio l'agricoltore. Sì, pensa che bei pomodori che fa. La semina gli viene bene. Perché... Senti, per chi vota? Io In generale. per Antonio. Ah, vota Antonio, cioè. Forza. Lei la fa bene a maionese, vero? Sì, mi viene molto facile. Vabbè. Pensa quando va a fare pipì che Appunto, è quello. Allora, Sente dai. come sale. Sa, ride. Allora, vogliamo giocare? Gli do i 5 indizi di indovina la parola Sentiamo, giusta. Allora, vai con la prima parola. Allora, belare, gregge, Dai, facile. posizione, Michele e Agnelli. La pecora. Però l'ha detta giusta, dai. Cioè, No. no, come no? Ha sbagliato. Ma come? No, non se la prenda, capita. Anzi, decapita. No. Metta la testa qua. Ha sbagliato, non è prego. Non lo saprà mai, anche perché ora, prego. Ha smesso di tremare. Oh. Che c'è? Scusi, cos'era allora? Perché non era pecora? Cos'era? Non ha capito lei? No, io no. I cugini di campagna. Ma come cugini di campagna? Glielo dimostro, ma dai, sentiamo. forza. Belare. Li ha mai sentiti cantare? Ah, vabbè, ok. No. Gregge. Tutti insieme con quei capelli visti da lontano possono sembrare un gregge di pecora, no? Scusi, questa me la deve spiegare. Posizione. Cioè, quella... Perché nel 75 occuparono la prima posizione nelle Sì, classifiche. vabbè. Michele? Era lo zio di uno dei cugini. Questo era un po' difficile, lo ammetto. Scusi, allora mi dica anche l'ultima. Agnelli? Ah, questo è famoso, mi meraviglio di lei, perché? Non la sa? No. Perché l'avvocato... perché l'avvocato Agnelli, poi è qui la cosa, quando li sentì la prima volta alla radio disse «Cosa ste fenocchi?» Grazie. Benissimo, abbiamo così. Adesso gli spostati si autosalutano. Medico in famiglia, giusto? Certo. Vi ricordiamo che un medico in famiglia è offerto dal fruttivendolo Franco, il suo slogan è «Donne, state in campana, arriva Franco con la banana». Vabbè. Eccola. Senta. Che c'è? Scommetto che state registrando la ghigliottina ora. Eh? La ghigliottina state registrando. Sì. Bene. Che ci avete Franco Zeffirello? Sì, abbiamo Franco Zeffirelli plurale, non Io mi singolare. ricordo un film, ti ricordi quando fece Alfa Romeo, come si chiama? No, che Alfa Romeo? Romeo e Giulietta, ma cosa Sì. Ho capito. Vabbè, dai. Ce lo salutate te? Qui potete Allora, salutare. stiamo facendo la ghigliottina, sì. Sì, la ghigliottina. La ghigliottina è offerta da Fate l'amore con il sapore. Sì. Antonio Sapore riceve tutte belle e brutte. Va bene, ok, Forza, ok. fate entrare il primo concorrente Sentiamo. che arriva dalla Lucania. Lucania, sentiamo come parlano nella Lucania. No, dai, questo no. Avevo scommesso soldi Scommetti che fa il cane. con degli autori a casa. Ho detto, scommettete che quando gli diciamo Lucania lui farà il cane. Le vinco tutte. Certo. Buongiorno. È un cane un po' scemo. Come si chiama lei? Marco. Che idiota tu. Qual è la specialità tipica della Lucania? Sentiamo. L'uomo suino.
Avrei detto l'amaro, io penso, sono già arrivato. Paolo Banale. Va bene, allora è pronto? Sì. Io le do gli indizi e lei deve indovinare la parola misteriosa. Allora, gli indizi sono pennello, colore, Michelangelo, tavolozza e affresco. Che è? L'idraulico. Ma come l'idraulico? È scemo, è pittore. È cretino. Esatto. Allora, l'umanità neanche si accorgerà nemmeno della tua perenne assenza. Metta la testa qua, sorrida, faccia cisi. Ale, ghigliottinato. Via uno. E via uno. Via uno. Non fate rotolare la testa. Ale, ci dia anche i particolari, che è meglio. Passiamo al prossimo concorrente che arriva dal Trentino e più precisamente da Fontana Fredda. Voglio sentire. Forza, chi è lei? Buongiorno, vengo da Fontana Fredda. No, tu sei un cretino, dai, dimmi come ti chiami. Mi chiamo Paolo. Cosa fai di lavoro? Faccio l'intervista. Allora, ti leggo anche te. Perché parla così con naso? Perché ho il naso toppato, fa freddo qua. Raffreddato, Fontana Fredda, okay, raffreddato. Allora, pennello, colore, Michelangelo, tavolozza e affresco. Qual è la parola? Pittore. Vai. Ma come? No, ma perché era giusto, pittore? No, perché era giusto? Sì, scusi. La parola giusta è Pippo Baudo. Ma che Pippo Baudo? Avanti, tu dimmi le parole, io te lo dimostro. Allora, va bene, avanti. Pennello. Pennello. L'hai visto Baudo, no? Un bel pennellone, no? Colore. I colori di Baudo ti sembrano colori naturali dei capelli? No, va e bene, allora? okay. Michelangelo. Perché pochi lo sanno, ma Baudo c'ha un cugino di primo grado con cui ha fatto la comunione, si chiama Michelangelo Baudo. No, vabbè. Tavolozza. E questo è risaputo, Pippo non alza mai la tavolozza del cielo. Mai, lo sanno tutti. Katia Ricciarelli l'ha lasciato per questo. Per questo. Vabbè. Mai, senta, mai. Katia Ricciarelli ti diceva sempre, mi sa a tavola e lui, mi deve dire l'ultimo. E affresco? A fresco perché con tutti gli alimenti che deve pagare la Ricciarelli sta fresco, capisci? Grazie alla TV Calabrese. Prego, arrivederci. Vabbè. Eccola qua. La Lucania. Sì. Allora, chi abbiamo adesso, caro? Beh, guarda, è una sorpresa, una cosa che non abbiamo mai avuto in onda, un'intervista eccezionale, proprio la prima volta. Fammelo sapere anche a me. Lo so, ma te devo gonfiarlo molto perché è un personaggio. Ti dice niente Umberto Eco? Ah, sì. Penso, Umberto Eco sarà qui con noi. Certo. Non fare l'eco adesso perché dico Umberto. Davvero? Un attimo. Sì. Beppe Cottafavi, ascolta, tu lo conosci? Come? Conosci Umberto? Lo conosco. Ma davvero conosciuto proprio bene? Ahimè sono stato un suo studente. Davvero? Studente, addirittura. Studente? Ma scusi, quanti anni hai, Eco? Sono giovane. Tu quanti anni hai? Sono giovane. E quanti ne hai? Tipo? Qualcuno più di te. Niente, non dice mai, neanche se guarda proprio. Sì. Allora io accoglierei con un grande applauso. Signori, qui stiamo parlando non di cultura con la C, cultura con la Q. Proprio. Con la Q, sì, è vero. Con la Q. Cultura con la Q di quadro. Sì, veramente proprio culturona. Sì, proprio è il massimo. Signori, io farei entrare piano, ecco là che sta arrivando. Guardate il pubblico. La sua barba. Entra Umberto Eco, uno dei massimi esponenti della cultura italiana. Umberto Eco, buongiorno professore. Ecco Baldini, lei dice buongiorno, sì. Ma bisogna capire cosa intende lei per buongiorno, ma chi siamo noi per dare una definizione di bontà o meno della nostra giornata. Giornata peraltro intesa come intervallo fra il sorgere del sole e il suo tramonto, quindi una definizione tolemaica del giorno, mentre tutti sappiamo che non è il sole che gira intorno alla Terra. Ma i terrestri che girano intorno per cercare parcheggio. Vabbè, senta professore, va bene. Che vogliamo sapere. Siamo d'accordo? Sì. Vuol salutare qualcuno? Ci ascoltano in tutta Italia. Ecco Baldini, se lei dice Italia,
Italia. Ma cosa intendiamo per Italia? Stiamo parlando della Repubblica fondata costituzionalmente sul lavoro o della penisola che confina a nord con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, a est col mare Adriatico. Va bene, professore, volevamo solo un ciao, noi volevamo. Ecco, se lei dice ciao, cosa si intende per ciao? La breve formula di saluto nata nel Veneto dalla parola ciao, che vuol dire schiavo. O per ciao intendiamo il ciclomotore della Piaggio, casa fondata a Sestri Ponente da Enrico Piaggio nel 1884. Senta, professore, niente, lei è troppo colto per noi. Ecco, è un personaggio troppo colto. Non riesco a capire, perché se parliamo di cultura, la cultura, ecco, parliamoci della cultura. Ora, vediamo, se io sarei... professore, se io fossi professore. Cosa? Lei ha detto io sarei. No, professore. No, professore, non pianga. Professore, non pianga. Professore, ecco. Basta, stacca tutto, dai, no. Non si riprende più. Peccato. Peccato per Umberto Eco. Ancora. Portategli un cardiotonico, qualcosa. Va bene. Non pianga più, professore, grazie. Niente, l'ha presa male, non c'è niente da fare. Non si ripiglia più. Professore. Metta la seconda, se no grippa. Scala di marcia, giusto? L'ha presa male, non si ria più. Mi dispiace. Ciao Baldini, che è successo? Che è successo? Umberto Eco ha sbagliato. Quando? Un verbo. Sei stato con Umberto Eco? Ma porca E tu sei sempre in bagno quando ogni Senti, ancora echeggia la sua disperazione nello studio, echeggia, non c'è niente da fare. Allora mettiamo una bella canzone. Vabbè,